Penso sia per le multinazionali che in Italia possono fare quello che vogliono e poi scappano, sia per le altre aziende in crisi. Quello che si manifesta è la mancanza di una politica economica e di una politica industriale più generale da parte del governo. Io penso che non si esce da queste crisi affrontandole soltanto come emergenze, una a una, eccetera, eccetera. Poi ci sono naturalmente tutte le specificità, ma se non c'è una politica generale, industriale, economica e fiscale che va in direzione di abbassare la tassazione sul lavoro e sulle imprese e si sposta invece sulla rendita finanziaria e sui patrimoni da una parte e dall'altra, se non si investe in innovazione e contemporaneamente si fanno operazioni di sistema, io penso che noi non usciremo dalla crisi. Tutti gli annunci ottimistici di ripresa, il 2014 sarà meglio del 2013, secondo me sono dei buoni auspici. Da questo punto di vista il governo deve fare molto, molto di più, deve cambiare l'agenda, se no è meglio che insomma, si imposti un'altra fase.